Femmine di Frigia, di Persia, d'India, di Grecia, dolci come cerbiatte nella danza, terribili come erinni nella strage. Tali erano le baccanti, donne seguaci di un nuovo dio, giovane e bello, Dioniso. 1000 e 1000 anni fa, quando ancora gli dei scendevano fra i mortali e non v'era confine fra la storia e la leggenda, Dioniso, dopo aver vagato per tutto il mondo diffondendo i suoi riti, volle tornare nella terra di Beozia, là dove sorgeva Tebe, sua città natale. Ma un atroce flagello incombeva allora su quella parte della Grecia, la siccità. La terra bruciava, non più protetta dalle nubi benigne e dalla pioggia amica. Perduti i raccolti, perdute le mandrie. E Tebe, superba capitale fatta da Cadmo, retta da Penteo, era di fronte al suo fato divino. Fuori dalle mura era la sorgente perenne di Nisa, l'ultima di tutta la Beozia che ancora concedesse ai tebani qualche stilla della preziosa acqua. La presidiavano le guardie e, per ordine di Agave, la regina, madre del re Penteo, che da Tebe era assente, la poca acqua rimasta era portata dai servi e dagli schiavi nelle cantine del palazzo per gli usi della corte. Al popolo di Tebe era concesso solo di coglierne le gocce. Allora, in quel tempo infinitamente lontano, di cui solo il poeta conserva la memoria, i fatti di questa storia così ebbero inizio. Ho sete. Fammi bere. Tieni. Sei generosa? L'acqua è per chi ha sete. Perdonami se ho osato chiedertela, ma ho percorso tanto cammino. Non sei di Tebe? Vengo dall'Oriente, dalla lontana Frigia, là dove nasce il sole. Qual è il tuo nome? Manto. Lo ricorderò. Tieni, è il mio dono in cambio della tua gentilezza. Cosa c'è? L'aspro liquore dell'uva, il vino sacro al dio dell'allegrezza, Dioniso. Dioniso. No, straniero, non posso accettarlo. E perché? Perché sono destinata a Demetra. Oggi stesso andrò al tempio per l'offerta dei capelli. Se temi di offendere Demetra col vino sacro a un altro dio, lo regalerai a chi ti è più amico. Nessuno vorrà mai accettarlo. Non sai che il re Penteo ha proibito di celebrare a Dioniso? I tebani non osano neppure pronunciare il suo nome. Uno solo l'osa, il cieco Tiresia. È mio padre. Egli solo nella sua saggezza conosce la potenza di Dioniso e non teme l'ira di Penteo. Prendilo dunque, tu che gli sei figlia. Esso dona gioia agli amici e follia ai nemici. Dona amore a chi nel cuore ha amore. Grazie, straniero. Verrai a Tebe? Tebe verrà a me. Addio, piccola Manto. Addio.
pensa? Con uno solo di quegli orci salverei la mia mucca. Dillo alla regina, c'è caso che per la tua mucca rinunci al suo bagno. Ma dovrà ben tornare, Penteo. E appena arriva, portala qua alla tua stalla. Ascoltate, tebani, figli miei. Ascoltate ancora una volta le mie parole. Le parole non levano la sete. Taci, è Tiresia, fammi sentire. Vano a recriminare come inutile è il vostro sdegno. Dalle mie pupille cieche si è fatta una luce. E per questo io, Tiresia, vi ripeto che la siccità che distrugge i nostri armenti, le greggi, i raccolti, altro non è che un flagello divino. Ora uno soltanto di tutti i numi dell'Olimpo può essere adirato con Tebe, e questi è Dioniso. Tebe gli dette i natali e di tutta la terra solo in Tebe non gli si rende onore. Di qui il suo giusto sdegno, o tebani. Questa la causa dell'orribile sete che arde la terra di Beozia. E noi, Tiresia, che dobbiamo fare? Dovete sacrificare al dio Dioniso, onorarlo secondo i suoi riti con canti e danze, poiché se di Penteo è la colpa, il castigo è di tutta Tebe. Parli bene, Tiresia, ma chi ci protegge dagli opliti del re? Nessuno, soltanto la tua fede nel potere del dio. Se l'avrai. Tiresia ha ragione. Non ci ha mai mentito. Le sue pupille non vedono, ma il suo sguardo arriva là dove nessun occhio mortale può arrivare. Sara, ma è pericoloso anche averlo ascoltato. No, non credo che Penteo... Vedremo al suo ritorno. Eccomi, padre. Sono riuscita a trovarti un po' d'acqua. Grazie, figliuola. Va, entra in casa, c'è chi ti attende. Chi? Va e vedrai. Dirce. Manto. È un grande onore ricevere nella mia casa la futura regina di Tebe. Per te sarò solo un'amica, non la regina. Vieni, ho da mostrarti qualcosa. Che cos'è? Va, aprite. Oh, è meraviglioso. Lo indosserai oggi per l'offerta al tempio. Ho voluto tesserla io stessa, perché il giorno più bello della tua vita fosse legato al mio ricordo. Grazie, Dirce. Ma che cos'hai? I tuoi occhi non mi sembrano lieti. Eppure essere consacrate a Demetra è un grande onore. Altrettanto lo è diventare regina. Sì, certo, è così. Eppure, nemmeno i tuoi occhi sono lieti, anche se andrai sposa a Penteo. Così fu stabilito fin dalla mia infanzia e il mio destino è questo. Anche se... Dimmi. Anche se nel mio sogno vi è un'altra vita. Una vita lontana dalle opprimenti mura della corte. Una vita libera, gaia, fatta di canti, di danze, d'amore. Ma è solo un sogno. E alla luna nuova le porte della reggia si chiuderanno alle mie spalle. E quelle del tempio si apriranno per accogliermi. E anche questo fu stabilito. Tu sarai la prima in ogni cerimonia e io mi siederò sul trono. Quale migliore destino? Certo. Ma dover lasciare mio padre, le mie amiche e lui, l'Akdamo. Tu lo ami, vero? Siamo cresciuti insieme, è come un fratello per me. Mi era triste non vederlo più. Non si può lottare contro il fato stabilito dagli dèi. Ed ora corri a prepararti. Il sacerdote ti attende. Va.
Che nessuno sguardo fino alla luna nuova possa profanare il tuo volto. A te, Demetra, offro la vanità di Manto, affinché l'accetti benigna fra le tue umili devote. Il fuoco sacro si spegne. La profezia della Sibilla. Non vi è alcun dubbio. La fanciulla che la Sibilla descrisse alla nascita di Lagdamo è Manto. Ne sei certo? I segni sono chiari. Verrà consacrata a Demetra, disse la Sibilla, e alla sua offerta si spegnerà il fuoco sacro. Così è accaduto. Infine, da certe voci che mi sono giunte... Vuoi dire che già conosce l'Akdamo? Sì. E non sarebbe strano se tra loro fosse già nato quell'amore che, secondo la profezia... Taci! Che suggerisci? È in potere dei mortali mutare gli auspici. Concludi. La conclusione spetta a chi ne ha il potere. Sei tu la regina. L'Akdamo. Forse non sempre la clemenza è virtù. Non dovevo mantenerlo in vita fino ad oggi. Forse. Ma perché la fiamma si accenda è necessaria la scintilla, e senza di essa non ci sarà mai fuoco. Già. Soffocare la scintilla. Sì, regina. E come fare? La fanciulla è sacra Demetra. E non sono essi, gli dei, che regolano la vita dei mortali. Ebbene, sarà Demetra che regolerà quella di Manto. Svelti, via! Presto, sbrigatevi. Lagdamo. Manto. Temevo che non venissi più. Ma che cos'hai? Perché non mi guardi? Sono promessa a Demetra e nessun altro che lei può vedere il mio volto. Ma avevo qualcosa da darti prima di dirti addio. Per questo sono venuta. Ecco, prendila. È tua. E che c'è dentro? Vino. Il vino sacro a Dioniso. Vino. A Tebe. Come lo hai avuto? Alla fonte di Nisa, un forestiero. Gli ho dato l'acqua e lui me l'ha dato in cambio. Che strano profumo. Che sapore avrà? Non so, ma deve essere frutto di magia. Lo straniero mi ha detto che dona gioia agli amici e la follia ai nemici. E poi... E poi? E poi dona amore a chi ha nel cuore amore. E allora, perché non berne? Sarebbe sacrilegio per me. Guarda, il suo colore è splendido come una pietra preziosa. Sembra una cosa viva. Dona la gioia. Dona l'amore. Manto, beviamolo.
batte più forte il cuore. È vero. Dona gioia. E amore, Manto. Ma ora devo dirti addio. Addio è una parola inutile. Quando si dice addio ci si ritrova. E se è veramente addio, non lo si sa. Ma questa volta è vero. No, non può esserlo. Io non voglio lasciarti. Io nemmeno. E allora perché subire un fato che non abbiamo voluto? Perché crearci un'infelicità? Che cosa dovrei fare? Rinuncia al tempio. Fuggiamo insieme. In una sola notte raggiungeremo la Locride o marciando verso il sole l'Attica. Ma è una colpa terribile. Mai quanto quella di rinnegare la propria vita. Un nuovo Dio ci protegge. Lui ci guiderà. Sì. Domani, al primo sole, ti aspetto. Il re. È Penteo che torna a Tebe. Tutta la Beozia muore. La pianura di Cefiso è ridotta a un deserto. Dalla Focide alla Locride impera la carestia. Dal monte di Elicona fino al golfo di Corinto non c'è un raccolto che non sia perduto. Penteo, anche a Tebe la situazione è grave. Il popolo tumultua contro di te. Che torto ho commesso? La gente va dicendo che la siccità è un flagello mandato dagli dei per punirti di non voler riconoscere Dioniso e a lui sacrificare... Atteone, la gente non dice, ripete. Fuori il nome. Chi è il sobillatore? Tiresia, l'indovino. Ma è pazzo. Sacrificare a Dioniso, a un bastardo esiliato da Tebe, un ciurmatore che ha conquistato la credulità dei barbari col vino inebriante e con le orge impure delle donne. Non sono solo barbari i devoti di Dioniso. Chi ha parlato? Io, Policrate, della tribù di Atamante. Quando il mio re era in vita, sposo alla sorella di tua madre, conobbe Dioniso, allora giovinetto, e ne ebbe cura. Egli credeva nella sua divinità. Il tuo re è morto molto giovane, il che non dimostra un eccessivo favore degli dei. Comunque sia, Penteo, nel flagello che tormenta Tebe, il popolo vede lo sdegno dei numi. Per placare gli animi e impetrare il favore dell'Olimpo, io propongo un grande sacrificio a Demetra, dea della terra e madre dei raccolti. A lei, e a lei soltanto, spetta il potere di fecondare i campi. Così sia fatto. Dite al popolo che Penteo, suo re, pubblicamente invocherà il favore degli dei sacrificando a Demetra. Andate. Madre, sono felice di rivederti. Il gran sacerdote ha chiesto udienza. È bene che tu lo ascolti. Va bene. Parlate dunque. Penteo, il popolo è scontento. Mai è felice il popolo. E del suo affanno, della perenne miseria, due sono i bersagli.
Gli dei del cielo e i potenti della terra. È vero, ma gli dei sono lontani ed eterni, mentre i potenti restano mortali. Figlio, tu conosci i tebani, la siccità li ha esasperati e le parole di Tiresia hanno acceso la loro fantasia. E se gli dei non mandano la pioggia, la colpa deve essere del re. Avanti, cosa volete suggerirmi? Già l'ho proposto nell'udienza. Un grande sacrificio a Demetra che dimostri a tutti come tu goda ancora del favore divino. Occorre qualcosa che ecciti il popolo, che lo distragga. Dobbiamo ritornare ai costumi dei nostri padri. Concludete. Si impone un sacrificio umano. E chi sarebbe la vittima? Manto, la figlia di Tiresia. Manto? No. Mai. E perché no? Colpiresti anche il padre che ti è nemico. Se avessi voluto distruggere Tiresia l'avrei già fatto. Ma egli è troppo caro ai tebani, che lo ritengono in contatto con gli dei e loro profeta. No, sarebbe un errore. Dopo tanto deserto, finalmente un'oasi, Dirce. Bentornato, Penteo. La prima cosa che si vorrebbe incontrare è sempre l'ultima che si può godere. Percorrendo le pianure del mio regno, ti ho pensata sovente. Ciò mi onora. Tutto di me ti onora, mai niente ti rallegra. Perché? Tu sfuggi la mia mano. No, ma... Non dirmi che è pudore. Il pudore delle donne si scioglie all'amore come la neve al sole. Non il mio. Perché manca l'amore. A te fui destinata e rispondo della mia parola. Giusto. Infine, quello che io voglio da te è un figlio. Un erede che possa continuare la mia stirpe. Tutto il resto lo lascio a quegli stolti che antepongono il cuore alla ragione. Ma l'arrivo del re non aveva placato i tebani. Il popolo era eccitato da strane voci che correvano per la città. Boscaioli e pastori, scesi dalle montagne, raccontavano di fantastiche creature, splendide e misteriose donne che, apparse fra le caverne del Citerone, compivano prodigi. Si diceva che fossero le adoratrici di Dioniso, quelle che da ogni parte della terra si erano riunite per seguirlo ovunque ed onorarlo. Tanto splendide e dolci nell'orgia, quanto terribili e crudeli contro i nemici del Dio, le baccanti. Ed ecco che a un tratto le vidi. Erano tutte immerse nel sonno, in abbandono. Erano così dolci, così belle, che mi fermai a spiarle di nascosto. Poi uno dei buoi della mandria mandò un alto muggito. Gridai per riprenderlo e a quel grido tutte si riscossero dal sonno e si levarono. E poi, continua. Hai detto che compivano prodigi. È vero. E quali? Una di loro, incoronato il capo di tasso fiorito, percosse la terra e ne zampillò una sorgente d'acqua fresca. L'acqua! Le baccanti hanno l'acqua! Un'altra colpì la terra con la ferula e ne sgorgò una fonte di vino. E intanto, dai loro tirsi adornati d'edera, stillava un miele meraviglioso. È Dioniso che le ha mandate! Aveva ragione Tiresia, è il dio che incollera con Tebe. La colpa è di Penteo, che si rifiuta di onorarlo! È colpa sua se i nostri armenti muoiono! Dobbiamo onorare Dioniso! Il re deve ascoltarci! Alla reggia! Sì, alla reggia! Penteo, dammi un ordine e disperderò il popolo con gli obliti. No. I tebani hanno bisogno di acqua e di sacrifici. E io posso accontentarli. Sacrificherai a Dioniso? Sarà Demetra ad essere onorata. Un dio o l'altro non fa gran differenza quando il sangue scorre sull'ara e l'acqua nelle case. Ascolta il mio consiglio. Sacrifica Manto. Solo così conserverai il trono alla tua stirpe. Perché? Le tue parole sembrano velare un segreto. È così. Allontanatevi. Ed ora parla, madre. Se c'è un motivo che possa giustificare la morte di Manto, questo è il momento di dirlo.
Da Lac-Damo e da una vergine consacrata Demetra nascerà il nuovo re di Tebe. E dalla loro unione inizierà la tua rovina. Che dici, madre? Questo profetizzò una Sibilla alla nascita di Lac-Damo. È inutile attendere ancora, Penteo non uscirà. Questa volta dovrà cedere. Andremo noi da lui. Tebani! Tebani! Il re deve ascoltarci! Sacrificare a Dioniso! Andiamo! Entriamo nella messa! Ed ora che sai, rimetto il tuo destino nelle tue stesse mani. A te spetta il giudizio. Si annunci a Tebe che il re sta uscendo sulla piazza. Tebani! Io non so se posso ancora chiamarvi Tebani, perché se siete tali, io, Penteo, sono il vostro re. E non mi pare che sudditi leali usino presentarsi a lui armati di bastoni e di invettive. Lo so, questo è un difficile momento, così come fu difficile momento quando l'Attica mosse guerra alla Beozia. E io, Penteo, allora vi salvai. E ancora una volta Penteo vi salverà. Voi dite che gli dei sono adirati con il vostro re. È vero, ho peccato, e qui pubblicamente lo confesso. Alle grandi eleusine d'autunno, in onore di Demetra, io non ho sacrificato quanto era giusto, ma prometto ammenda. Ho dato ordine perché con grande pompa e cerimonia sia sacrificato a Demetra quanto ho di più caro. E nulla è più caro a un giusto re della vita di un suddito. Per placare la dea, a lei sarà immolata la più giovane delle vergini sacre. Il suo nome onorato è Manto. E ora, Tebani, andate in pace, poiché il giorno del sacrificio la dea ci manderà la pioggia. E per dimostrarvi la mia fede, all'alba correte alle cantine reali e prendete tutta l'acqua che vi occorre. È vostra! Figlio, il popolo è di nuovo con te. Finché avrà acqua. Che c'è? Ehi, che succede? Il re ci ha dato l'acqua. E perché? Perché domani cadrà la pioggia. La pioggia? Ora a me! Basta! Basta, via! Basta! Lasciami riempire la mia brocca, ti dico! Ero prima io qui! Ma te ne vuoi andare, sì o no?
Io dormirò in piazza, voglio essere nelle prime file. Anch'io, puoi star sicuro. Un sacrificio umano non è una cosa di tutti i giorni. Un sacrificio umano? Già, una verginella. La più giovane delle vergini sacre. La figlia di Tiresia. Manto! Bravo, Manto. Ma chi gli ha preso? Ma... Manto! Manto! Troppo tardi, Lacdamo. Purtroppo questa notte l'hanno rapita e portata al tempio. Ma non possono ucciderla. Bisogna salvarla a qualunque costo. Non disperare, Lacdamo. Parlerò con Penteo. Fra pochi giorni io sarò regina. E il re dovrà ascoltarmi. Devi impedire che venga sacrificata. Manto non è ancora consacrata a Demetra, è solo promessa. Non puoi farla uccidere. Manto sa bene che è un grande onore essere sacrificata alla dea. Non sarà stata certo lei a chiederti una cosa simile. Manto è nel tempio. E lo sai bene. È dunque solo il tuo dolore che ti ha spinto? Non soltanto. Che altro allora? Un giovane che l'ama e soffre per lei più d'ogni altra persona al mondo. Ed è in nome di questo amore che io chiedo a te, Penteo, che fra pochi giorni sarai mio sposo, di salvare Manto. Qual è il nome di costui? Lacdamo. Lacdamo? Non è che un servo, ma di animo nobilissimo. La morte di Manto sarebbe anche la sua morte. Ciò che mi chiedi non è più in mio potere. Ho detto al popolo che Manto sarà sacrificata. E ciò che io dico è legge. E la legge neppure io posso violarla. Ma questo è inumano. Gli stessi dei sono inumani. E un re è più simile a un nume che a un mortale. Dioniso, io, Tiresia, qui umilmente ti onoro. Sulla pietra rituale io spargo il sangue d'un tenero capro, che altro non posso offrirti. E tu, Dioniso, che più di ogni altro dio ami la breve vita dell'uomo, fa, ti prego, che la piccola Manto non debba morire. Tu, che generato da donna mortale, conosci dei mortali e le gioie e gli affanni, abbi dunque pietà del tuo cieco servitore e dagli un segno che gli indichi la strada. Tu sei Lacdamo? Sì. E con te è Dirce? Sì. È Dioniso stesso che vi manda. Ora nella mia mente si è fatta luce. Sì, che Tebe vada a Dioniso e allora la pioggia cadrà. Se la pioggia cadesse prima del sacrificio, non ci sarebbe ragione di farlo. Che cosa dobbiamo fare, Tiresia? Parla. Avvicinati, Dirce. Sei tu, futura regina, che per prima devi onorare il Dio. E come? In gran segreto, raduna questa notte stessa le più belle e le più nobili tebane, e con esse ascendi il sacro Citerone, fin dove si apre la caverna nera. Tiresia, mai nessun tebano ha osato penetrarvi finora. Lassù nella caverna si dice che compaia il Dio, e lassù a lui celebrate con danze e canti. Tu guiderai le tue compagne nel ballo sacro a Dioniso e con esse danzerai finché le forze ti sorreggano. Ma non commetterò un sacrilegio danzando per Dioniso. Sono destinata al trono di Tebe. Ho paura. Tieni. È il vino sacro a Dioniso. Bevilo.
ti darà la forza. Bevilo, Dirce, e dimenticherai ciò che ti opprime. Bevilo e sarai libera. Sarai te stessa.
Uno straniero. Dioniso mi manda. Dioniso, ci ascoltate? Nulla sfugge al Dio di ciò che gli è gradito. E la bellezza è a lui sempre gradita. Egli sa perché lo abbiamo invocato. Certamente. Perché Dioniso era in te, come in ogni creatura, quando si libera di se stessa e rompe gli assurdi limiti che la legano alla terra. Dimmi, straniero, il Dio ci aiuterà. Per questo mi ha mandato. Torna a Tebe e non aver paura. Io ho fede in te. E allora va e attendi serena il giorno. Dioniso mantiene le sue promesse. Grazie, straniero. Addio. Non dire addio. Prima che il sole ceda il suo corso alla luna, mi rivedrai e sarà un felice incontro. Manto! Manto! Dioniso, ti prego, compi il prodigio e salvala. Che si appresta a ricevere Manto in sacrificio già dimostra la sua benevolenza. La pioggia è prossima. Non è vero. È una menzogna. Non è Demetra. È Dioniso che ha chiamato col suo possente tuono le nubi gravide di pioggia. Al Dio ripugna il sacrificio umano. E a voi, tebani, lo dimostrerà prima e non dopo che il sangue scorra sulla pietra. Si celebri il sacrificio.
A te, Demetra, sacrifico Manto per il bene di Tebe. Arrestate lo straniero! Non lo prenderanno mai. La pioggia! La pioggia! Il Dio la pioggia! Liberiamo Manto! Grande parte della gioventù tebana saliva verso la cima del sacro Citerone. Il prodigio che, salvando Manto, aveva riportato la pioggia sulla Beozia, spingeva i tebani a celebrare i riti sacri a Dioniso. Fra la folla, nella luce della gioia ritrovata, andavano Lacdamo e Manto, senza sapere quale strano disegno del destino li spingesse. Da stamane, agli occhi di tutta Tebe, hai perduto ogni prestigio, ogni dignità. Che attendi per agire? Per i tebani Manto non si è macchiata di sacrilegio. E lo straniero è l'uomo che ha predetto il miracolo. Sarebbe ancora peggio perseguitarli. Occorre attendere che il popolo esaltato vada contro la legge. Quello sarà il momento. E il momento che attendi è giunto. Gran parte della gioventù tebana è ascesa al Citerone e là sta celebrando un baccanale. Le coppe ricolme di vino liberamente circolano fra le donne ed esse folli si abbandonano a riti orgiastici, ma più onorando Venere che Bacco. Chi guida l'orgia? Lo straniero. Lui ha donato il vino e approfittando dell'ebbrezza spinge giovani e fanciulle a riti impuri. Tutto ciò offende i costumi di Tebe. E la legge è stata violata. Il diritto è dalla mia parte. Conduci subito la guardia sul Citerone e arresta tutti coloro che hanno voluto adorare il falso Dio. Cattura lo straniero e conducilo qui in catene per essere lapidato. Amare gli siano così le orge di Tebe. E a te, Lacdamo, che io voglio dedicare tutta la mia vita. E io, Manto, di questo bene così tanto prezioso farò tesoro fino alla fine dei miei giorni. Voi, giovani di Tebe, che siete qui per rendere onore al Dio, sappiate che nulla è a Lui più gradito della vostra gioia, della vostra allegrezza. E ora, ognuno serbi un religioso silenzio. Io innalzerò il canto rituale sacro a Dioniso. Oh, felice colui che diletto agli dei ne sa i misteri, e la sua vita rende santa e pura, partecipando al Tiaso con l'anima redenta. E qui sui monti, cantando a Bacco, purificato ai suoi mistici riti, scuotendo il tirso e coronata d'edera la fronte, rende onore a Dioniso.
cantate a Bromio al suono dei tamburi, onoratelo al grido dei poe, cantate, danzate, Evoe, Evoe. Ascoltatemi, o giovani di Tebe. Se Dioniso, figlio di Zeus, ha voluto quest'oggi salvare Manto dal mondo delle tenebre, non è per caso, ma perché è suo volere che ella sposi questa sera il giovane Lacdamo. Non è possibile! Lo so cosa volete dire. Il matrimonio per una vergine consacrata a Demetra è un peccato, un sacrilegio. Ma a questa legge, che Dioniso non vuol certo violare, i vostri padri hanno posto un'eccezione. Una vergine può essere libera dai voti per il bene dello Stato se è un re o un erede al trono che la chiede in sposa. Ora è giunto il momento che sappiate. Vieni a me, Lacdamo. Tebani, questo che voi credete un umile servo, ora io vi dico che è figlio di Ino, sorella di Agave, della stirpe di Cadmo. E fu Agave che per conservare il trono a Penteo e ai suoi discendenti lo fece rapire ancora in fasce, allevandolo come un servo fra i servi e nascondendo a tutti la sua nobile origine. Allora, io sarei il legittimo pretendente al trono di Cadmo, il futuro re di Tebe. E ora si celebri il matrimonio con il rito sacro a Dioniso. Mi sembra di essere fuori del tempo, sull'infinita sponda della vita.
Se è vero che l'amore congiunge la terra al cielo, il mio cuore accanto a te ignora ogni confine. Che succede? Venite con noi. Non toccarla. Presto, via. Avanti, camminate. Via, state in ordine. Lo direte a Penteo. Via, così. Li abbiamo catturati tutti. E lo straniero? Scomparso. Là, in quella grotta. Nessun passaggio, nessuna apertura. Eppure, al di là di queste pietre, la caverna continua. Comunque di qua nessuno può essere fuggito. Andiamo. Hanno preso tutti. Tutti. Ma tu non hai fatto niente per loro. Perché? Perché non hai chiesto aiuto a Dioniso? Perché il Dio non li ha salvati? I disegni degli dei non possono essere compresi dai mortali. Che ne sarà ora di Manto, di Lactamo? Sarà ciò che il fato ha stabilito. Tu hai già fatto molto per salvarli. Io ero in pena anche per te. Nulla è più generoso del cuore di una donna. Semele di Cadmo. Era la sorella di Agave. Sì, Semele. Semele che donò il suo amore a Zeus e che con lui ha generato Dioniso. Agave non credette mai a quell'amore. Il fanciullo fu chiamato bastardo e Semele trovò la morte e il disonore. Ma Zeus, il cui potere è infinito, perché non ha posto riparo all'ingiustizia? Lo ha fatto. Ha consentito a Dioniso di scendere nelle tenebre dell'Ade per portare la madre alla luce dell'Olimpo. Ma prima gli ha imposto di conoscere il dolore e l'amore dei mortali
Per questo Dioniso si è fatto uomo. Quando avrà riscattato la memoria della madre e avrà compiuto la sua opera, quel giorno, su questa pietra, Dioniso lascerà il suo aspetto e il suo destino umano. Quale meraviglioso premio per Semele! Riavere per amore ciò che per amore aveva perduto. Sì. Ma è terribile per una mortale amare un nome. L'abisso dell'eternità li separa e il finito e l'infinito sono due misure inconciliabili. Ricordatelo, Dirce. Ed ora va. Potrebbero accorgersi della tua assenza. Ti rivedrò, straniero. Una volta ancora, prima della luna nuova. Ecco, amici Dirce, di Elena e di Antilo, che da domani siederà alla mia destra quale mia e vostra regina. I capi e le rappresentanze di tutte le tribù della Beozia sono qui per renderti omaggio e offrire i loro doni. Salute a te, Dirce. Il futuro ti sia felice. La tribù di Atamante donerà domani a te 10 e 10 morbide pelli degli orsi delle nostre montagne. E a Penteo, tuo sposo e nostro re, le invincibili armi di Cadmo, fondatore di Tebe, che noi gelosamente custodimmo finora. So che mi cercavi, Penteo, e ho deciso di risparmiar fatica alle tue guardie. Non ritengo degno di un uomo che della libertà fa la sua insegna presentarsi incatenato. Io non ho di questi preconcetti. Posso far cingere di catene anche le braccia di un uomo libero. Questo è costume dei tiranni. Anche dei giudici. Vedo da come vesti che provieni dalle terre dei barbari. Però non mi sembra il tuo un costume da sacerdote, e nemmeno quello di un guerriero. Che cosa dunque ti ha condotto a Tebe? Dioniso mi ha chiamato a Tebe per celebrare fra di voi i suoi riti. E come sono, dimmi, questi riti? Non mi è dato svelarli a un profano. Specie se il profano è un giusto re che proibisce le orge e gli impuri baccanali. Chi vede l'impurità dove non c'è la porta in se stesso. E io dunque sarei in errore credendo che nelle orge scorra il vino e che le donne ebbre danzino discinte abbandonandosi senza alcun ritegno al baccanale. Non sei in errore, ma non vi è male in questo. Nell'orgia sacra nasce la gioia, che è grazia divina. Placando i sensi si libera lo spirito. Essere liberi, questa è la felicità che la natura suggerisce e che al Dio è gradita. E come mai li celebri la notte, questi tanto onesti riti? Più dolce è la notte e divina è l'ombra. E buona complice per corrompere le donne. Il male accade spesso anche di giorno. Sei abile nel parlare, straniero, ma con le tue parole tu non dici nulla. Chi parla savio è oscuro per lo stolto. Pagherai cari i tuoi giochi di parole. E tu la tua superbia. Sfacciato baccante.
Ma cambierai i modi sentendo la tua pena. Che male puoi mai farmi? Incatenato ti farò morire sulle rupi del Citerone, pasto dei falchi e preda delle iene. Se lo vorrò, il Dio mi salverà. E dov'è il Dio? Dov'è che io non lo vedo? Accanto a me. Tu non lo puoi vedere. No? E perché? Perché nella tua stolta superbia il male che è in te ti rende cieco. Tu mi offendi e con me offendi Tebe. Guardie, prendetelo. Non sai né che fai né chi tu sei. Io son Penteo, d'Agave de Chione. Penteo. Quanto dovrai pentirti. Via, portatelo via e incatenatelo alla roccia dei falchi sul Citerone, così che dopo aver visto il sole ciechi abbia gli occhi e veda solo tenebre. Imprigionando me, colpisci il Dio. Via, portatelo via! Non versare sangue nel giorno del nozze. Io non lo uccido, soltanto lo incateno. Ad ogni modo, Dirce, voglio mostrarti che so essere generoso. Ascoltate, affinché in Tebe grande sia il gaudio per le mie nozze, ordino che tutti i giovani tebani catturati sul Citerone siano rimessi in libertà. Grazie, Penteo. Beh, giusto, non però, non facevano nulla di male. Allora perché li hai imprigionati? Sembra giusto. La mia non è clemenza, è giustizia. Giovani tebani, la clemenza di Penteo è grande. Il re vi rende liberi. Aprite. Voi no. E perché? No! Dove ci portate? Lasciatemi! Manto! Lasciateci! Manto! Lasciatela! Non ho fatto niente! Che volete ancora da lei? Lo saprai dal re. È qui. Uscite. Ma perché? Uscite, ho detto. Salve, cugino. Siedi anche tu. Poiché sei mio pari ed ora ne hai coscienza, puoi ben farlo. Le tue parole non mi ingannano. Che vuoi? Sono venuto per aiutarti. Quando un potente vuole aiutare chi non lo è, certo si propone di trarne qualche vantaggio. Spesso è come tu dici, ma questa volta sei in errore. Allora, cosa ti ha spinto qui? La tua crudeltà che trova gioia nel tormento degli altri? Se io fossi così crudele come dici, tu non saresti qui, ma già da molti anni avresti raggiunto i tuoi avi nella tomba. Ora però, tu sai la pena che spetta a un uomo che abbia profanato una vergine sacra. Essere squartato vivo. Lo so, e saprò affrontarla. Ma non voglio che tu soffra. Un servo ti recherà una coppa di cicuta. Sarà una morte dolce. Ti ringrazio. E affinché sia dolce anche l'ultima tua notte, ho dato ordine che qui sia condotta la tua sposa. Poi sarà salva. Se lo vorrà. Addio, cugino. Quando ci rivedremo, non soffriremo più per queste nostre beghe terrene. Manto. Lacdamo. Verranno entrambi. Vedi, Ateone, in pubblico supplizio, sulla piazza, il condannato parla a sua difesa inventando le più assurde menzogne, mentre un suicidio è confessione evidente della propria colpa.
Per questo ti ho fatto chiamare qui. Volevo tu sapessi chi è colui che hanno imprigionato con mia figlia. Ti ringrazio e giuro sugli dei che le armi di Cadmo non saranno mai di Penteo l'usurpatore. Che intendi fare? Con le mie stesse mani le consegnerò all'Akdamo, figlio della nostra gente e vero re di Tebe. Troppi sono gli armati di guardia alle prigioni. Della tribù di Atamante siamo solo 30 qui in Tebe, ma ognuno di noi vale 10 opliti. Prima di notte lo avremo liberato. Ferma. Lascia. Che fai quassù? Devo parlare al prigioniero. Ti accompagno. No, Ma sai che ciò non è possibile. a Teone. Da domani sarò la tua regina. Ricordatelo bene. Straniero, io non so chi tu sia, ma non vi è dubbio che Dioniso, il tuo dio, ti è amico. Certamente lo è. E allora ti prego, ti scongiuro, invocalo che venga a liberarti. Perché vuoi che uno straniero sfugga alla legge della tua gente? Oh, io non voglio che tu muoia. Sono disposta a qualunque cosa per risparmiarti questa orribile fine. Perché dirci? Non tormentarmi. Non mi chiedere quello che oramai è così chiaro anche per te. Oh, dillo. Se vuoi la mia salvezza, parla. Io ti amo. Io ti amo con tutte le forze del mio essere. Quando sei apparso a me, ho riconosciuto in te l'uomo del mio destino. Come attendevo queste parole. Questo volevo. Essere amato come uomo. Cosa dici? Dioniso ha conosciuto il dolore dei mortali e per te ora conosce l'amore. Senza l'amore, senza l'immensa forza che dona l'amore, non avrei mai potuto compiere l'ultimo prodigio. Tu dunque sei Dioniso. Tu vedi l'uomo, ma in me vive il Dio. Ciò ti spaventa? Oh, io non conosco paure accanto a te, tranne quella di perderti. Tu sei immortale e la mia intera vita non è che un solo attimo dell'infinito tempo che tu possiedi ed io te la dono. Dirce, saresti dunque pronta a dichiarare qui davanti a tutti che adori Bromio, che ti consacri a lui e che lo seguirai come baccante? Sì, sono pronta a farlo. Poiché la vita non ci volle uniti, ci unisca la morte. No, non voglio. Anche se tu me lo impedissi con la forza, io ti seguirei ugualmente. Amore mio, allora fa che io beva per primo e ti apra la strada nelle tenebre. Scomparsi! L'Akdamo, sei libero. E con te la tua sposa. Chi sei? Policrate, il capo della tribù che fu di tuo padre. Io porto gente della tua gente, pronta a morire per te, che riconosciamo come nostro principe e signore di Tebe. Hai già un piano? Sì, raggiungere le nostre montagne. Penteo, gli Opliti e la Guardia Sacra sono pronti a muovere. Quanti sono i guerrieri di Policrate? Non più di 30. Che strada hanno preso? Fuggono verso il Citerone. Laddove lo straniero si è nascosto con Dirce. In un sol colpo li avremo tutti in mano. Prima che la luna nuova sorga, molto sangue si verserà nel fiume della storia. Andate e attendetemi alla testa degli armati.
Chi sei tu che a quest'ora vieni strisciando verso me? Un'ombra o un uomo? Sono io, Tiresia. Che vuoi ancora, profeta di sventure? Io vengo a te per esortarti a trovare la via della saggezza. E che è mai saggezza? Quale dono i numi mai elargirono agli uomini più bello che premere a forza la mano sul capo del nemico? Bada, Penteo, gli dei puniscono coloro che seguono la via dell'errore. Quale errore? Se il mio è tale, tutti gli uomini errano, poiché sempre l'uomo, con l'oro e col potere, cerca di superare l'uomo. Gli dei per lungo tempo attendono in agguato e poi l'empio è travolto. Ancora non lo sono, e non vi è legge che un potente non possa mutare a suo favore. È amaro, Penteo, conoscere la vendetta degli dei. Io son colui che ha il coraggio di affrontare il fato. Non andare! Il tuo fato è segnato. Non andare, figlio. Forse Dioniso è veramente un dio. Madre, anche tu cedi. Ho paura. Ricorda la profezia della Sibilla. Alla sorte vanamente opponemmo l'astuzia. Ora darò la parola alla forza. Figlio, non andare. Meglio rendere onore al Dio e aver salva la vita. Che vale mai la vita se ottenuta strisciando come un serpe? Figlio, ti scongiuro, resta. Terribile il presentimento che mi opprime. Io vado. Le mie insegne mai si piegheranno né a mortali né a numi. Così tu mi hai fatto, madre. E se la strada che tu stessa hai tracciato conduce alla rovina, tua è la colpa e tua sarà la pena. Che colpa ha lui della mia follia? Anch'egli ha disprezzato il Dio, e tu e lui sarete entrambi travolti nel medesimo lutto. Tieni, spara questa. Policrate! Gli uomini di Penteo stanno salendo da due lati. E noi siamo qui ad attenderli. Avverti l'Acdamo e Manto di non muoversi per nessuna ragione dalla caverna. Va bene. Policrate! Policrate! Gli obliti salgono dal pianoro del gufo! Presto! Attendiamoli alle rocce! Via! Magnifica e terribile fu la lotta dei montanari di Policrate contro i ferrigni obliti. Sublime il loro sacrificio. I 30 della tribù di Atamante, man mano ritirandosi sugli estremi pianori del sacro Citerone a difesa delle grotte, si batterono con le falangi tebane così come aveva promesso il loro capo. Per ognuno di loro caddero 10 obliti e infine tutto il campo non fu che un ammasso di corpi inanimati. La guardia dell'invincibile Penteo teneva la vittoria dentro il pugno. Gli ultimi eroi cadevano. La sorte era decisa. Ed ora invoca pure il tuo Dioniso.
della caverna. Oh Zeus, mio padre divino, io ti invoco. E voi, donne del mio Tiaso, baccanti, levate i tirsi, percuotete i timpani di Frigia, che vi oda la schiera di Penteo. Evoe! Evoe! Rientra in te stessa. È il tuo re che te l'ordina. Io non sono più Dirce, né più ti conosco. È il Dio che mi comanda. Via dalla mia strada, allora. Esser donna non ti salverà dall'ira di Penteo. Ben più tremenda è l'ira che tu conoscerai. Dirce, oggi tu avresti dovuto congiungere la tua vita alla mia. La mia vita è del Dio, e la tua è già velata di cupe tenebre. Baccanti! È giunta l'ora, seguitemi! Il Dio lo vuole! Obblighi! Si compia la strage! Avanti! Via di qui!
l'ultima volta. Rendi onore a Bronio. Non accetto consigli quando ho la spada in pugno. Inchinati, non sei che un uomo. Io sono un re e come re mi batto. Di fronte agli dei non vi è gran differenza fra un re e un servo. Di fronte al cielo io giuro che sono pronto a battermi con te. Non puoi. Io sono Dioniso. Egualmente accetto la sfida. No. Altri ti attende per rendere giustizia a Tebe. Colui che porta le invincibili armi di Cadmo. Lacdamo. Non fuggirò di fronte al fato. Attento a te, Lacdamo. Non è ancora detto che Penteo sia vinto. E ora si compia il fato. O io o te! Il fato mi ha ucciso. Guarda, Lacdamo, come muore un re di Tebe. Dioniso. Dirce. Il mio cammino umano è giunto alla fine. I campi della Lidia e della Frigia, le terre assolate della Persia, le città popolate di barbari e di elleni. Tutto ciò è passato. No. Ho conosciuto il dolore e l'amore dei mortali. E tutto ora ha fine. Non lasciarmi. Devo compiere ciò per cui ho lottato. Discenderò all'Ade e strapperò mia madre alle tenebre. E non ritornerai. L'uomo è morto e non resta in me che il Dio. Rimani allora. E perché? Per vederti morire. E dopo te trascorrere altre forme, altri volti, per veder passare l'infinita catena di vite che vivono e muoiono interminabilmente. No, è troppo orribile. Io sono eterno, Dirce. Non dimenticarlo. E nell'Olimpo voglio scordare cosa sia la terra, quanto siano forti le passioni umane. Dammi, Dioniso, la forza necessaria perché io possa sopportare questo dolore. Tu, Dirce, andrai con le baccanti e guiderai per questa terra le loro schiere, portando a tutti gli uomini il messaggio di Dioniso. Nel bello è il bene e ciò che è bello non conosce morte.
il volto delle opere divine e sconosciuto ciò che vuole il cielo. Quanto era vivo ormai nella speranza, poi non avviene, e quanto era inatteso, ecco che accade se lo vuole il Dio. Questi fatti così ebbero epilogo.